La consigliere comunale indipendente di Agrigento, Nuccia Palermo, interviene in replica alle interviste in onda ieri al videogiornale di Teleacras, all'ex assessore all'ambiente Mimmo Fontana e all'attuale assessore Nello Amel. Mi piace vedere che l'attuale assessore Nello Amel chiama per spegnere i fuochi Fontana. Certo, quest'acqua non è riuscita a calmare quello che la città sta vivendo. Voglio ricordare all'assessore Amel che invita la cittadinanza a una sorta di autogestione, che la città agrigentina paga fior di quattrini per andare a sostenere economicamente il suo assessorato, quindi lui in prima persona, quale referente politico, e tutta la macchina amministrativa. Quindi il controllo non lo deve riversare sulla città, che deve iniziare a combattere tra di loro, ma deve un attimino ricordare tutte quelle belle parole che in 30 anni, forse più, ha detto in quella che è un palazzo di città, che è Aula Sollano. Oggi la tanto aspettata promozione ad assessore sta bruciando quello che in 30 anni ha fatto, quindi l'invito all'assessore a fare un passo indietro, ritorni a fare il consigliere, che da assessore abbiamo un passo troppo sonnolente. Ritorniamo a quello che abbiamo votato in consiglio comunale. Abbiamo votato la richiesta, perché ho sentito parlare di netturbini, di paragone con altre realtà. Ho fatto una richiesta per iscritto, un atto di indirizzo votata all'unanimità, dove gli chiedevo di calare su carta, sulla mappa del territorio, la forza lavoro oggi attiva, per andare a verificare se sono di più, se sono di meno, e soprattutto se l'ente comune, perché credo che l'abbiano dimenticato, ha sanzionato l'opera sbagliata, qualora fosse risultata sbagliata, della ditta, che dipende nel controllo dall'ente comune. Quindi o loro fanno gli opinionisti come si usa oggi nelle maggiori trasmissioni, oppure ricordano il loro, in parte perché l'assessore Fontana è solo in aiuto morale all'assessore attuale, il loro compito. Noi oggi dobbiamo andare a verificare se loro non sono in grado di andare a sopperire a quello che è la situazione grave in cui versa la città. È il caso che facciano un passo indietro. La scerbatura non è un'azione straordinaria. Il fatto di non avere discariche e quindi di controllare il territorio non spetta a altri, spetta a loro. È fallimentare. L'assessore Fontana è andato già via. Ecco, credo che Nello Amel debba seguire lo stesso percorso. Vada a fare il consigliere.